Napoli 24, benvenuti, nuovo appuntamento con Recap. Leggeremo un po' insieme quelle che sono state le notizie di giornata. Ringrazio Emanuele Vittorio Bernardo in regia e al coordinamento. Giornata di vigilia, domani ci sarà il grande appuntamento di Napoli-Juventus al Maradona, domani sera fischio di inizio alle ore 20:45 e come consuetudine alla vigilia hanno parlato i due allenatori. Questa mattina Massimiliano Allegri e questo pomeriggio invece Luciano Spalletti. Andiamo a vedere, partiamo proprio da quella che è stata la conferenza di Luciano Spalletti. In precedenza ha parlato, come vi dicevo, e Allegri che ha detto alcune cose a cui ha voluto rispondere proprio all'inizio della conferenza di questo pomeriggio proprio Luciano Spalletti. Andiamo a vedere proprio nel primo spezzone come ha risposto Luciano Spalletti a Massimiliano Allegri. Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari, ma per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. D'altronde certi investimenti si ripagano soltanto giocando per lo scudetto e per la vittoria della Champions. Per cui la vedo inutile mettersi il cappello e la barba finta. Non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus. Poi? Buffo, divertente, bravo. Buffo, non lo so. Sicuramente lui è il più bravo di tutti perché lo dice il palmarès. Per dire chi è il più bravo bisogna andare a vedere quello che uno ha vinto in carriera. Io mi inchino al suo palmarès. Per i risultati fatti, per i risultati che ho avuto, io non ho confronto con lui, faccio proprio parte di un altro livello d'allenatore. Lui è quello che mi sta sopra e io ho da imparare da lui. Luciano Spalletti ha poi proseguito entrando un po' in quelle che sono le beghe tra chi pensa che sia più importante il bel gioco e chi invece pensa che sia più importante il risultato. Ovviamente anche qui riferimento ad Allegri, che è un risultatista della prima ora. Ha risposto Spalletti inserendo anche due ex allenatori del Napoli, Rafa Benitez e Maurizio Sarri. Ma andiamo a vedere cosa ha detto. Viene in mente un allenatore che è passato da qui, che c'è stato poco tempo fa, che si chiama Maurizio Sarri, che non ha vinto niente, ma da quando sono qui io sento parlare solo del calcio di Sarri, per cui quello lì ha un valore, è una qualità e a me piace più quella roba lì che altra roba nel calcio giocato, mentre magari c'è stato Benitez che mi sembra abbia vinto un paio di titoli, Benitez, sì. Però anche se viene parlato bene anche lui non ha impressionato come Sarri, ecco, per cui bisogna starci attenti. A volte poi lasci più un segno con quello che è il visibile che invece con una situazione portata a casa o guadagnata senza un lavoro evidente fatto sul campo. Napoli-Juventus, quindi super match domani allo Stadio Maradona, un Maradona pienissimo in ogni ordine di posto. Luciano Spalletti ha anche voluto fare una promessa a tutti coloro che saranno presenti all'impianto di Fuorigrotta a sostenere gli azzurri. Ascoltiamo le sue parole. Io prometto l'impegno che da sempre, da quando faccio questo lavoro, perché se no non... Anche per me il calcio è semplice, però io passo 2/3 della mia giornata dietro gli allenamenti e dietro la preparazione alla partita, per tutte le giornate. Per cui prometto solo questo, che mi sono impegnato al massimo. Se lei ha qualche cosa da suggerirmi come impegno,
che è giusto io lo prendo. Loro, i tifosi meriterebbero 3/3 di impegno, ma quel mezzo io bisogna lo dorma, perché se no non ce la fa ripartire il giorno dopo. Questa è la promessa quindi di Luciano Spalletti ai tifosi del Napoli. Intanto vi dico che potete ovviamente leggere tutta l'intervista completa e vedere tutta l'intervista completa ovviamente su www.calcionapoli24.it, ma entriamo un po' in quelle che sono state le notizie di giornata e ovviamente tengono banco quelle che possono essere le probabili formazioni per la partita. Andiamo a leggere Napoli-Juventus, intanto i convocati di Massimiliano Allegri, chiedo scusa, per la partita di domani. Spicca il ritorno di Bremer, che quindi presumibilmente partirà dal primo minuto a guidare la difesa bianconera, non ce la fa quindi Vlahovic, che resterà fuori. Szczęsny, Pinsoglio e Perin saranno i portieri, Bremer, Danilo, Alexandro, Gatti e Rugani i difensori, Locatelli, McKennie, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes e Fagioli i centrocampisti. Gli attaccanti saranno Chiesa, Milik, Ken, Di Maria, Soulé e Ealing Junior. Questi quindi i convocati di Massimiliano Allegri, che arriveranno domani quindi allo stadio Maradona. Andiamo a leggere pure quelle che sono, secondo i colleghi di Sky, le probabili formazioni. Stando a quanto afferma Sky Sport, in casa di Juventus sarebbero aperti due ballottaggi in vista della sua sfida di domani sera contro il Napoli allo stadio Maradona. L'allenatore bianconero deve scegliere tra Chiesa e McKennie e tra Fagioli e Paredes. Al momento il numero 7 juventino, quindi Chiesa, e l'argentino campione del mondo, quindi Paredes, vanno verso la panchina. Allegri confermerebbe il 3-5-1-1 con Di Maria ad agire alle spalle di Milik, con Bremer che, come dicevo prima, riprenderebbe il suo posto al centro della difesa insieme a Danilo e Alex Sandro. Quindi queste le notizie per quanto riguarda Sky. Vediamo invece sempre i colleghi di Sky, in questo caso il collega Massimo Ugolini, cosa ci dice per quanto riguarda quella che sarà la formazione invece degli azzurri che affronteranno domani la Juventus. Mario Rui e Olivera, credo più Mario Rui per la prestazione a Genova, abituato a giocare questa partita, sta dimostrando di avere tanta esperienza, poi bisogna capire chi metterà su quella fascia Allegri. Ragionamenti che Spalletti farà, ma non vorrà farsi condizionare. Forse per la prima volta il Napoli a livello della Juventus come organico, i bianconeri erano la squadra da battere, oggi invece sono gli azzurri. Kim non deve recuperare, ha un problema che si porta dal mondiale, ma dal punto di vista muscolare non c'è assolutamente nulla, va gestito per un recupero graduale, ma da quello che ci risulta non ha alcun problema. Elmas al posto di Zielinski, in formazione abbiamo messo il polacco con Politano in attacco al posto di Lozano. Quindi queste diciamo quelli che sono i 4 ballottaggi, anzi 3 ballottaggi e un dubbio presumibile per quanto riguarda il match di domani. Mario Rui, Olivera con il portoghese in vantaggio, Elmas al posto di Zielinski, ma tutti ovviamente optiamo presumibilmente per la presenza del polacco dal primo minuto, mentre Politano in pole su Lozano. Le condizioni di Kim invece non sembrano preoccupare, ricordiamo che è stato sostituito nell'ultimo match per precauzione all'intervallo e al suo posto è entrato Rachmani. Poi andiamo a leggere quella che sarà la location scelta alla vigilia dal Napoli, una nostra esclusiva. Da Capodichino la squadra di Allegri, questa è veramente della Juventus, da Capodichino la squadra di Allegri si dirigerà presso la sede del Ritiro, che quest'anno sarà all'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, spostandosi di qualche metro rispetto all'albergo che solitamente da sempre ospita la squadra torinese in trasferta al Napoli. Il Napoli invece, come è capitato spesso a margine delle ultime sfide casalinghe, non dovrebbe effettuare il ritiro prepartita, con Spalletti che concederà quindi ai giocatori di restare a casa questa sera e ritrovarsi poi direttamente a Castelvolturno domani mattina
per la rifinitura pre-gara. Andiamo a leggere le altre notizie, andiamo a leggere quello che ovviamente è stato il report dell'allenamento. Seduta mattutina per il Napoli alla SSCN Konami Training Center di Castelvolturno. Questo è il report della seduta. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo stadio Maradona. Domani alle ore 20:45 per la 18ª giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e Torello, successivamente esercitazione tattica e partita a campo ridotto, chiusura con svolgimento di gioco sulle palle inattive. Ovviamente che non sia stato, la notizia principale è che non sia stato aggiunto a questo report tecnico e tattico alcun report medico, che vuol dire che tutti sono completamente a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di domani. Andiamo a leggere anche quello che è stato uno spezzone poi che è poi quello che abbiamo anche lanciato in diretta, ma leggiamolo insieme. Il Napoli ha più da perdere della Juventus. Capisco che per Allegri sia conveniente confinarsi da comprimari, ma per una Juventus ricca di campioni è difficile confinarsi dal ruolo di favorito. Certi investimenti si ripagano solo per vincere lo scudetto o per giocarsi la Champions. Inutile mettersi il cappello e la barba finta, e il quarto posto non li soddisfa. Queste per rimarcare poi quella che è stata ovviamente secondo me la frase principale, la risposta su cui ha potuto riflettere visto l'intervallo tra l'intervento di Allegri in conferenza stampa e quello poi di Luciano Spalletti, che ha avuto modo insomma di riflettere su quello che poi ha preferito rispondere a Massimiliano Allegri in apertura di conferenza. Queste quindi quelle che sono state le notizie di giornata fino ad adesso. Ovviamente vi invito a rimanere collegati su www.calcionapoli24.it per tutte quelle che saranno gli aggiornamenti in serata, sia per quanto riguarda il calciomercato e ovviamente le formazioni man mano che ci si avvicina ovviamente al match di domani sera. Per questa sera è tutto, vi ringrazio, vi lascio a quelle che sono le notizie di Calcio Napoli 24.